Seconda corsa è una Maiden per cavalli di 3 anni, 8 il via dopo il ritiro del numero 2. 1 Caspian Mo, Marco Stefani, 3 Crista Petral, Francesco Trolese, 4 Carai Cruz, Andrea Baveresi, 5 Cimbro Gas, Francesco Pettinari, 6 Cyrano Prince TC, Gaetano Giannella Vigna. In seconda fila 7 Commander Crow, Andrea Vitagliano, 8 Ciclone Mail, Maurizio Cheli, 9 Cimabue PDL, Francesco Virzì. Stacco della macchina, l'errore di Cimabue PDL, veloce la grigia Crista Petral con al largo Cimbro Gas che cerca di scavalcarla, manovra che riesce, poi al largo Cyrano Prince TC, l'errore anche di Caspian Numero Mo. 1 Caspian Mo squalificato. In quarta posizione si è sistemato Commander Crow davanti a Carai Numero Cruz. 8 Ciclone Mail squalificato. Anche Cicloni Mail fuori corsa, quindi sono rimasti in 5 con al comando Cimbro Gas che arriva al paletto dei 400 metri in 38. In seconda posizione Crista Petral, poi vediamo Cyrano Prince a precedere Commander Crow e Carai Cruz, cavalli abbastanza Numero sgranati. 9 Cimabue PDL squalificato. Arriviamo al paletto dei 600 metri in 46,3 con sempre il figlio di Gorfonte in vantaggio a scandire la cadenza. La grigia Crista Petral si mantiene lì in seconda posizione davanti a Cyrano Prince, poi Commander Crow e Carai Cruz che cerca di riavvicinarsi al gruppo. 1-1-4 il primo giro. Ancora fila indiana per il quintetto con in vantaggio sempre Cimbro Gas che arriva al chilometro in 1.16.9, Numero 3 rompe Crista anche Petral squalificato. la grigia Crista Petra che era in seconda alla corda, quindi lascia la posizione a Cyrano Prince TC davanti a Commander Crow e Carai Cruz che sposta al largo in retta di là, percorsa in 15.3. Siamo sulla curva finale con Cyrano Prince TC che va all'attacco del battistrada, sono due pariglie a distanza. Cyrano Prince insiste al largo con Gaetano Giannella Vigna, cerca di reagire Cimbro Gas ma sembra già battuto all'ingresso in retta d'arrivo con Cyrano Prince TC che prende il sopravvento, cerca di rientrare Cimbro Gas ma Cyrano Prince ha corsa vinta e viene a vincere nei confronti di Cimbro Gas, mentre per il terzo è Carai Cruz che batte Commander Crow. 29,8 a chiudere, 1.16 secco la media al chilometro per Cyrano Prince TC. Gaetano Giannella Vigna la guida il training, i colori di Nicolas Cacia. Il figlio di Saint Bourbon viene a vincere molto bene battendo il leader Cimbro Gas. Mentre per il terzo abbiamo visto passare Carai Cruz su Commander Crow. È tutto per la seconda da Bologna.